Successo interno di misura per l'Ostia Mare di Castelletti che batte nel big match del girone A, campionato under 17, la Romulea di De Cataldo 1-0 grazie al gol decisivo di Grosso. Prima occasione da gol in favore proprio dei biancoviola al minuto numero 11. Calcio di punizione dal lato destro, batte Marrari, palla all'interno dell'area di rigore e colpo di testa alto sopra la traversa. Poi è ancora la formazione di casa a farsi vedere qualche istante dopo. Buona la parata da parte del numero 1 degli Amaranto Oro. L'azione poi prosegue con il numero 9 Busato che tenta la conclusione che termina in out. Romulea che riesce a farsi vedere invece al minuto numero 17, palla all'interno dell'area di rigore, poi azione che si spegne. Sono ancora gli Amaranto Oro di De Cataldo in proiezione offensiva qualche istante dopo al 25esimo. Azione che parte da rimessa laterale, palla all'interno dell'area di rigore, colpo di testa a liberare da parte della formazione biancoviola, poi conclusione che termina in out. Ostia Mare che invece trova il gol del vantaggio al minuto numero 38 della prima frazione di gioco. Calcio di punizione, colpo di testa che termina alto. Poi dal lato di destra altra punizione, colpo di testa che termina sulla traversa da parte di Busato. C'è lì Grosso che in diagonale di sinistra non può sbagliare. È 1-0 per l'Ostia Mare. Prima frazione di gioco che si conclude con la Romulea in proiezione offensiva, contrasto sul numero 10 del biancoviola Caporuscio, poi azione che prosegue con Ferra che viene strattonato in area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono dubbi ed è penalty. Dal dischetto va lo stesso numero 9 Amaranto Oro che però manda il destro sul fondo sprecando la ghiotta opportunità. Romulea che parte invece a sprombattuto ad inizio della seconda frazione di gioco, giocando una seconda frazione totalmente a caratteri offensivi. Ostia Mare che però inizialmente risponde con il numero 7 Ferrara che si incunea sulla sinistra, palla che termina sul fondo. Altra azione importante da parte della Romulea, conclusione sul quale l'estremo difensore bianco-viola calabrese mette il pallone in angolo. Lo stesso qualche istante più tardi rischia su questa uscita con il numero 80 della Romulea che va ad attaccarlo con azione che poi si spegne con D'Olivo. Invece Romulea che resta in 10 contro 11 nel finale del match. I due calciatori si strattonano, poi il numero 7 Venanzetti viene mandato anzitempo sotto la doccia. Ultima azione offensiva sempre da parte della Romulea, poi match che termina qui.